di Padova, appunto perché noi siamo qui per difendere il reddito degli agricoltori, per difendere tutto ciò che è una politica sleale per i prezzi. C'erano anche migliaia di delegati di Coldiretti arrivati da tutta Italia e tra gli agricoltori in protesta davanti alla sede di Bruxelles del Consiglio europeo, dove era in corso il vertice dei ministri dell'agricoltura. Una giornata di tensione scandita dall'arrivo di 900 trattori che hanno formato un lungo corteo e roghi di copertoni, azioni da cui molti agricoltori, tra i quali il presidente nazionale di Coldiretti Ettore Prandini, hanno preso le distanze. Noi ovviamente ci distinguiamo e prendiamo assoluta distanza, tanto è vero che come Coldiretti ci siamo sempre definiti forza amica del Paese, perché le nostre proteste sono sempre civili e democratiche. Penso che riguardi Coldiretti, ma riguardi anche tanti degli altri nostri colleghi spagnoli, portoghesi, belgi che sono a manifestare insieme a noi. 3 le richieste degli agricoltori. Una revisione urgente della PAC, una moratoria dei debiti per le imprese agricole sfruttate purtroppo da una situazione contingente che gli sta sottraendo il reddito e il controllo delle importazioni che stanno creando una fortissima concorrenza sleale alle nostre imprese, legate invece ad una burocrazia e adempimenti di carattere ambientale sempre più stretti e che stanno togliendo marginalità e reddito a tutti i nostri soci e alle nostre aziende. Un'Europa, hanno urlato, nata su altre basi. L'Europa è stata creata per essere al fianco delle popolazioni, al fianco delle aziende e quindi dobbiamo cercare di far capire all'Europa quello che noi vogliamo. Vogliamo degli strumenti utili proprio per agevolare quello che è il nostro lavoro.